Buongiorno e ben ritrovati da voi la linea, l'appuntamento quotidiano per approfondire i temi del giorno. Riprenderanno alle 15 di oggi in regione le vaccinazioni con il siero AstraZeneca dopo il via libera di ieri dell'EMA. Il vicepresidente Riccardo Riccardi spiega che Pfizer e Moderna saranno utilizzate oltre che per gli over 80 anche per le persone vulnerabili e per coloro che li accudiscono. Presto saranno aperte le agende, lo stesso accadrà con il siero AstraZeneca per i cittadini dai 79 ai 75 anni. Nella prossima intervista Riccardi parla anche della pressione alla quale sono sottoposti gli ospedali. Oggi dalle 15 le cose procederanno regolarmente, quindi tutte le persone che avevano prenotato questo tipo di vaccino potranno presentarsi secondo le indicazioni, l'agenda, il luogo che era stata stabilita. Per quanto riguarda tutte le persone che non si sono vaccinate dal momento del blocco, quindi lunedì pomeriggio, fino a questa mattina, perché anche i prenotati di questa mattina saranno rinviati, le agende saranno riprogrammate, tutte le persone saranno ricontattate e gli sarà proposta una nuova data. Noi lavoriamo con 2 vaccini. Alcuni vaccini possono essere destinati alla categoria che è stata definita dal Ministero della Salute come la più a rischio, che è quella delle persone che hanno superato gli 80 anni. Quindi noi stiamo procedendo con i Pfizer e con i Moderna sugli over 80, sia in struttura, quindi le persone che stanno andando a farsi vaccinare nelle strutture sanitarie e anche nei luoghi di campagna massiva che abbiamo organizzato, e poi coloro che invece non sono trasportabili, quindi sono a casa e quindi le aziende sanitarie provvederanno a fare questo vaccino a casa. Dietro questa categoria, in termini di priorità, è definita l'area della vulnerabilità, quindi gli immunodepressi, i trapiantati, gli attesi di trapianto, la disabilità, tutta quest'area molto importante sulla quale c'è molta polemica, c'è molta confusione. Questa è un'indicazione stabilita dal Piano Nazionale che viene dopo gli over 80. Noi cominceremo presto ad aprire la gente anche nei confronti di queste categorie di persone che noi riteniamo estremamente importante, e cercheremo di seguire anche l'indicazione del nuovo piano che ha qualche giorno, che stabilisce di vaccinare anche i caregiver e i familiari. Altra cosa riguarda gli AstraZeneca, che sono quella categoria di vaccino che invece è stata definita nella prima parte sui servizi essenziali che noi intendiamo completare, come abbiamo detto, per il corpo forestale e per la protezione civile. Queste categorie vengono sostanzialmente dalla nuova versione del piano eliminate e si comincerà a lavorare sulle categorie dell'età. Quindi noi nei prossimi giorni lavoreremo a definire la prima categoria dell'età, aprendo l'agenda, comunicheremo quando, come lo comunicheremo nei prossimi giorni per la vulnerabilità, per la categoria con gli AstraZeneca tra i 79 e i 75 anni. La nostra regione in seconda dose è la terza delle regioni che stanno vaccinando, in prima dose e quarta, quindi noi stiamo lavorando molto e lo stiamo facendo anche grazie a queste campagne massive. Io vedo la felicità delle persone arrivare con i loro familiari che li accompagnano, che hanno superato gli 80 anni. Questo è un lavoro molto importante che le aziende sanitarie sono riuscite a mettere in campo e ci sono moltissimi professionisti impegnati in questo, ed è chiaro che siamo partiti abbiamo testato Cividale questa esperienza, l'abbiamo migliorata nel corso di quelle 2 giornate. Poi siamo passati ieri a Tolmezzo, abbiamo aperto a Gorizia, ieri abbiamo aperto Trieste, domenica sarà la volta di Codroipo e sabato prossimo di Latisana. È un modello che noi intendiamo testare, che ci dà grandi risposte importanti, vediamo che la gente è contenta, c'è un lavoro di sinergia importante anche con i sindaci, c'è un lavoro importante con le fondazioni che si sono messe a disposizione per sostenere questo tipo di attività, ed è un lavoro importante anche dei volontari di protezione civile e delle altre associazioni che ci stanno dando una grande mano per raggiungere quel risultato di vaccinazione importante che noi tutti abbiamo capito che è l'unico modo per contrastare questo virus. Noi abbiamo gli ospedali sotto pressione, la curva è alta e ovviamente quando la curva è alta questo ricade nelle strutture ospedaliere. Ricordiamoci tutti la polemica sulla chiusura delle scuole.
La chiusura delle scuole non era una chiusura legata al contagio nelle scuole, era la mobilità delle persone che frequentano le scuole. Vediamo una forte presenza di focolai familiari ed è evidente che la persona più giovane, anche se vediamo una riduzione dell'età nel contagio e anche nel problema di domanda ospedaliera, contagia le persone che hanno un'età più avanzata e questo diventano problemi a pressione ospedaliera, perché c'è bisogno di una domanda, di una risposta ospedaliera. Questo sta aggravando le nostre terapie intensive, sta aggravando le nostre aree mediche e sta aggravando anche i nostri pronto soccorsi, i quali hanno delle domande proprie, a Covid, però continuano ad avere delle domande da codice bianco, codice verde, che dovrebbero trovare risposta da altre parti. Quando ci vengono a dire assumete più infermieri, assumete più medici, io rispondo che noi siamo pronti ad assumere tutti i medici e gli infermieri che troviamo, il problema è che non ce n'è. E soprattutto non ce n'è formati per essere all'interno di un pronto soccorso. Andiamo a Vivaro, dove ieri ha destato preoccupazione e molta curiosità l'episodio dove un allevamento di galline è stato centrato per errore dal colpo partito da un carro armato. È accaduto durante un'esercitazione notturna della brigata Pozzuolo del Friuli. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Paola Trepo, appunto a Vivaro. Per noi, a te la linea. Sì, Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci siamo messi qui in piazza a Vivaro per spiegarvi, grazie a questa cartina alle mie spalle, dove si è verificato l'episodio. Questa è la parte del poligono Cellina Meduna, che prende appunto il nome dai due fiumi. Proprio in questa zona pare, naturalmente un'ipotesi, si sia posizionato il carro armato e il suo colpo avrebbe avuto questa direzione, ed è in questo punto proprio che si trova l'allevamento di Edoardo D'Are, che è un allevamento il più grande in Friuli Venezia Giulia, si trova proprio qui, di galline ovaiole. E quindi è stato il colpo, praticamente ha centrato la parte superiore dell'edificio in un punto in cui non ci sono galline. Vedete, qui c'è il centro abitato del paese di Vivaro, 1400 persone che sono abituate agli spari che vengono fatti in maniera piuttosto continuativa. Sono 100 i giorni all'anno in cui si fanno queste esercitazioni cosiddette pesanti anche negli altri giorni dell'anno, però i colpi, ci dicono qui in paese, si sentono in maniera chiara e forte e le case vibrano. Ecco, per quanto riguarda il bilancio, si è fatta un po' di confusione sul numero di animali che sono morti. Su 35.000 animali che vengono allevati in questa struttura, che è molto ampia e completamente recintata. Prima abbiamo sentito al telefono il proprietario che sta lavorando anche per rimediare al danno. Sono morte 20 galline su un totale di 35.000 animali allevati. Il danno naturalmente è importante, come vi dicevo. La parte che è stata colpita da questo proiettile sparato dal carro armato, che ha attraversato, pensate, ben 6 pareti in metallo, per poi andare a finire in una parte dove non ha causato danni, per fortuna, a persone, è nella parte superiore, mentre le galline si trovano nella parte più in basso. C'è da dire che questa struttura ha nella parte iniziale, quella che guarda sulla strada, l'alloggio dei custodi, una famiglia di cittadini stranieri che abbiamo incontrato prima e che fortunatamente non ha avuto danni di alcun tipo sul fronte appunto sanitario. La preoccupazione della comunità di Vivaro, come diceva il sindaco, era naturalmente legata al fatto che il colpo, che ha una lunga gittata, che addirittura pare di 1 chilometro, potesse colpire una casa. Il sindaco ci diceva che molti anni fa era accaduto che colpisse una casa, ma sono fatti veramente episodici. Quindi, se consideriamo appunto che questa parte del poligono appunto Cellina Meduna si trova proprio a ridosso dell'abitato, possiamo immaginare insomma la percezione dei colpi che vengono sparati insomma dai mezzi pesanti che si alternano. Sono diversi i gruppi dell'esercito che
appunto scelgono questo poligono per le esercitazioni. Si tratta del più grosso poligono, del più grande poligono del nord-est, per fare questo tipo di esercitazioni con armi pesanti, quindi con carri armati. Siamo abituati a sentire parlare di poligoni un po' più piccoli oppure di aree di esercitazione minori. Ecco, la zona di Vivaro è conosciuta soprattutto da chi abita a Vivaro per questo tipo di problema, che magari nel resto del Friuli è meno noto, in particolare nella provincia di Udine, dove conosciamo insomma le aree di esercitazione di Artegna e anche della zona di Osoppo, però si tratta di luoghi dove non si spara in maniera pesante. Ecco, quindi appunto questa cartina è molto chiara anche per chi non conosce la zona. L'indagine sono in corso da parte della magistratura, della procura di Pordenone, delegate ai carabinieri e della compagnia di Spilimbergo. Ricordiamo che l'evento si è verificato nella prima serata di mercoledì ed è stato segnalato dal titolare dell'allevamento, Edoardo D'Arè, solamente nella giornata di ieri. E allora qui dalla piazza di Vivaro, Alexis, ti restituisco la linea. Grazie a te Paola per questa precisa ricostruzione e anche a Fabio Di Bernardo che ci ha permesso di collegarci in diretta con te da Vivaro. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco, dove la linea. Bentornati a Da Voi la linea. La zona rossa non ferma le celebrazioni per San Giuseppe Artigiano. Se la tradizionale festa di consegna delle benemerenze è rinviata, il messaggio alle imprese del presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilati, arriverà anche questa volta. Il momento è difficile, ma rinnoviamo alle imprese il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Nessuno deve sentirsi abbandonato, dice Tilati. La cerimonia simbolica, un video con i messaggi delle autorità, sarà trasmesso alle 18 su Telefriuli. Cari artigiani e care artigiane, desidero esprimere la vicinanza mia personale e di tutto il sistema Confartigianato a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri collaboratori in questo difficile momento di emergenza sanitaria causato dall'acuirsi della pandemia che da più di un anno ci perseguita. Consegnare i nostri attestati di benemerenza rappresenta per noi ogni anno un modo per accendere i riflettori sulle decine di migliaia di artigiani ed artigiane, di imprenditori e di imprenditrici che quotidianamente mettono in scena lo spettacolo del lavoro. Questa semplice ma importante cerimonia era ed è un plauso, un riconoscimento a tutti gli artigiani che ogni giorno in maniera silenziosa ma con grande impegno, caparbietà, coraggio, professionalità alzano la saracinesca della loro bottega. Vanno avanti anche oggi nella grave situazione economica e sociale in cui versa il Paese. Alcuni sono stremati dalle difficoltà, altri hanno dovuto o dovranno reinventarsi, adattarsi ad un sistema produttivo che è cambiato rapidamente. Altri ancora sono stati costretti ad arrendersi e a chiudere l'attività. A questi in particolare noi diciamo forte, vi siamo vicini e la nostra famiglia artigiana non vi abbandona. Voglio portare i miei saluti a Confartigianato per la festa di San Giuseppe, degli artigiani e per l'importanza che soprattutto durante questa pandemia questa categoria ha saputo dimostrare. Anche l'importanza di sapersi sacrificare. Sacrificare per il bene collettivo, ma un sacrificio che deve essere riconosciuto dalle istituzioni. E per questo Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ai ristori che ha dato a molte attività, che mi rendo benissimo conto essere insufficienti rispetto alle perdite subite, si sta battendo anche con il Governo affinché nel nuovo decreto vengano inserite tutte quelle necessità di ristori al fine non di sanare tutte le perdite che ovviamente sono immense, ma perlomeno di permettere la sopravvivenza di queste realtà che sono tessuto portante dell'economia del Friuli Venezia Giulia. La mia attività si chiama Adelaide 1931 ed è un'attività di abbigliamento artigianale ecosostenibile. Ho aperto l'attività un anno fa, nel 9 marzo del 2020, per cui in coincidenza con il primo giorno del lockdown.
È stato inizialmente un periodo molto difficile, come d'altronde per tutti noi, però poi ho deciso di proseguire l'attività e di non fermarmi, e da maggio in poi le cose sono andate sempre meglio. Adesso vendo fortunatamente online, e per cui riesco a raggiungere tutti i miei clienti anche se non è possibile al momento vedersi. Ringrazio la Confartigianato per questa targa che mi hanno donato, e vorrei condividerla con tutti gli artigiani che come me in quest'anno hanno affrontato queste difficoltà, nella speranza che vada sempre meglio. Il 5 giugno 1956, 65 anni adesso vengono, 65 a Butrio, e prima avevo lavorato 4 anni a Udine, ho iniziato lassù, 90 il mese di luglio, sono del 31, qui ho la mia gente, preferisco lavorare piuttosto che chiudere, ecco. Per la gente, perché trovo la gente, dialogo con loro, l'attività mi tiene su bene, insomma. Adesso purtroppo il lavoro è ridotto, esatto, ma io non importa. Auguro ogni bene a tutti e li ringrazio tutti quelli che sono stati da me e che continuano ancora a venire da me. Un viaggio virtuale nelle atmosfere, le suggestioni friulane del Tiepolo l'ha realizzato il gruppo Intesa San Paolo con un documentario di circa mezz'ora pubblicato sul suo sito web. Quella di Udine è la quarta tappa di un ampio racconto dei rapporti del Tiepolo con i territori dove ha vissuto e lasciato testimonianze della sua arte e del suo talento. A parlare di Udine e del Tiepolo sono stati tanti testimoni d'eccezione, a cominciare dal sindaco Pietro Fontanini e dall'assessore comunale alla cultura Fabrizio Cigolot. Udine è orgogliosa di ospitare le opere del Giovan Battista Tiepolo, di questo grande artista che ha lasciato delle opere molto significative sul nostro territorio. In particolare vorrei sottolineare la grandezza e la bellezza della galleria nel Palazzo Patriarcale, una galleria dove si possono ammirare i cieli del Tiepolo, cieli che sono i cieli del Friuli, i cieli di questa terra che anche durante la primavera tutti possono vedere e ammirare. Lui, con le sue sfumature, con le sue nuvole, con i suoi colori, ha rispecchiato, proprio ha riprodotto questa bellezza che è tipica del nostro territorio. E poi anche i volti dei protagonisti dei suoi affreschi, che sono i volti del popolo friulano. Opere che meritano un viaggio, opere che meritano una visita, perché sono uniche nella loro bellezza e probabilmente anche uniche per ammirare un pittore del Settecento che ha lasciato queste importanti tracce nel nostro territorio. È già da qualche anno che Udine ama appellarsi città del Tiepolo. Udine è città del Tiepolo perché ha lasciato delle testimonianze importanti nella nostra città, ci sono dei quadri bellissimi nel castello, che è sede della Galleria d'Arte Antica, c'è la Galleria del Tiepolo con questi affreschi strepitosi nel Palazzo Patriarcale, c'è il Duomo, la nostra cattedrale per meglio dire, con l'adiacente Oratorio della Purità, dove pure c'è un ciclo di affreschi bellissimi di Giovanni Battista e anche Gian Domenico Tiepolo. E quindi abbiamo 4 sedi dove il Tiepolo esprime tutta la sua grandezza di artista, un artista europeo, come è stato detto, e che Udine vorrebbe unire, mantenendo questo brand di città del Tiepolo, a tutta una serie di iniziative di valorizzazione della città, ma anche di promozione del territorio friulano e di collegamento tra la città e il territorio con le altre città e le altre regioni dove il Tiepolo visse e operò. Quindi un percorso che unisce il nord Italia,
da Udine a Milano attraverso il Veneto, Venezia, Vicenza e le grandi sedi dove Tiepolo appunto operò, ma anche alla Germania, Würzburg, per arrivare fino alla Spagna. Udine è una città che si pone quindi come crocevia di queste relazioni tra il centro dell'Europa, ma anche con l'est Europa, e quindi non dobbiamo dimenticare che da qui si apre la porta dell'Oriente. Il Friuli è, secondo me, la regione più internazionale d'Italia. Qui si parlano 4 lingue correntemente, tutte riconosciute: c'è l'italiano, c'è lo sloveno, c'è il tedesco e c'è il friulano. Noi siamo molto orgogliosi della nostra identità friulana, e anche l'espressione della friulanità, sembrerà strano, però si ritrova anche nelle opere di Giovanni Battista Tiepolo. Sul podio dell'America's Cup con il team New Zealand è salita anche un'azienda friulana di San Giorgio di Nogaro e ha fornito agli neozelandesi le cime utilizzate nell'imbarcazione, resistenti anche più dell'acciaio. Sembra una favola, ha raccontato a Telefriuli il titolare Stefano Finco, invece è il mio sogno di bambino diventato realtà. Vi lasciamo questa testimonianza, a voi la linea tornerà la prossima settimana. Per la maggior parte degli italiani la sconfitta di Luna Rossa all'America's Cup non è una buona notizia, ma in Friuli, in particolare a San Giorgio di Nogaro, c'è chi festeggia la vittoria del team New Zealand. È l'azienda Armare Ropes che ha prodotto e fornito le cime tecniche agli neozelandesi, e a sorridere è in particolare, per la seconda volta, il titolare Stefano Finco. Questa è la seconda volta che forniamo i prodotti al team New Zealand. Quindi sia nella 35esima edizione sia in questa, nella 36esima, e per 2 volte insomma, siamo saliti sul podio insieme a loro. E ovviamente il cuore comunque batte italiano, anche noi avevamo la speranza che questo trofeo potesse tornare e arrivare per la prima volta in Italia, ma insomma non è andata così. C'è d'altro canto anche la soddisfazione di vedere i nostri prodotti ai vertici insomma, della vela mondiale, e pensare appunto che un team così importante abbia raggiunto questo obiettivo e questo risultato con i nostri prodotti ci fa veramente, ci carica di orgoglio e di soddisfazione. Ecco. Come mai il team velico più forte al mondo ha scelto proprio un prodotto friulano? Sembra quasi una favola. Era il 23 di dicembre del 2015, erano le 6 di sera, quindi le 18, e stavo quasi per chiudere perché poi c'era la pausa per le festività natalizie e squilla il telefono e scopro che è Max Sirena, che poi oggi è il factotum del team di Luna Rossa, che al tempo era invece uno dei responsabili del team New Zealand, che mi chiede appunto di avere un incontro per poter diventare i loro fornitori. Io al momento pensavo fosse uno scherzo di qualche amico, e invece poi ho scoperto che la telefonata era vera, ci siamo accordati per incontrarci a gennaio del 2016 e da lì è iniziata la nostra collaborazione. E la cosa che mi ha fatto ancora più piacere appunto è scoprire che loro all'interno di questi team ci sono persone che monitorano sul mercato internazionale quali sono le aziende che hanno prodotti di un certo livello e quali sono le aziende più innovative, e quindi sono arrivati a noi. Spieghiamo per i non addetti ai lavori che ruolo hanno le cime nelle performance di queste imbarcazioni. Anche se queste imbarcazioni ormai sono spoglie, sono nude, sono talmente essenziali che sembra essersi snaturata quella che era la vela degli anni in cui c'era il Moro di Venezia, azzurra, e tutte le imbarcazioni che hanno fatto la storia per noi italiani della Coppa America. Oggi, diciamo, al tempo le imbarcazioni avevano una montagna di cordami e di cime. Oggi ce n'è veramente poche,
ma sono nascoste all'interno dell'imbarcazione. Solo che queste cime, queste funi sono talmente performanti che devono invece avere dei carichi, sopportare dei carichi elevatissimi, anche perché provi a immaginare una barca di 7 tonnellate che viaggia alla velocità di quasi 100 km all'ora, e in certi momenti quasi li hanno raggiunti, sviluppano delle forze veramente importanti. Quindi le nostre cime regolano la tensione delle vele e regolano anche molti altri apparati, quali i foil, che sono le pinne laterali delle imbarcazioni. Sono veramente funi e cordami molto tecnici, insomma hanno fibre particolari con caratteristiche incredibili di resistenza e con allungamenti ridotti quasi a raggiungere e anche a superare i migliori acciai. Ecco, lei fa parte di una famiglia di cordai da generazioni, però insomma possiamo dire che avete raggiunto un risultato storico. Quando ero un bambino ricordo la prima edizione della Coppa America, appunto quando c'era Azzurra, sognavo di poter un domani con la nostra azienda poter fornire le cime appunto a questo tipo di imbarcazioni. E il sogno è diventato realtà anche con molta perseveranza, con tanto impegno e con molti sacrifici.